Sì, diciamo che l'avevamo preparata in maniera completamente magari diversa, ovvero come i primi, penso, 15 minuti nel possesso palla, nel provare nelle giocate che proviamo sempre. Poi nel secondo tempo c'è stato un calo mentale generale, anche fisico secondo me, e abbiamo pagato con 2 gol e c'è stata la loro rimonta, loro presi dall'entusiasmo hanno fatto anche il terzo gol, poi ci siamo ripresi mentalmente, abbiamo accorciato, anzi abbiamo pareggiato, però poi nel finale hanno dato questa punizione giusta dal limite, hanno segnato il gol che secondo me però c'è qualcosa da rivedere perché il loro attaccante sta davanti al nostro portiere, non ci potrebbe stare. E ho anche da ridire sul rigore nel primo tempo non dato, netto, però come loro hanno sbagliato nei nostri confronti, hanno sbagliato anche nei loro confronti, quindi va bene così e speriamo che la prossima vada meglio. Sì, è vero, perché noi perlomeno quando siamo in vantaggio ci riposiamo, come se la nostra mente va in panne. Quindi ci fanno gol e subiamo. Poi però nei momenti migliori delle altre squadre usciamo fuori noi perché chiaramente vogliamo la vittoria come sempre, però delle volte come oggi non viene fuori. Grazie a Fagioli, in bocca al lupo alla prossima. Crepi.